Buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna stampa in diretta su Telecolor. Vediamo i principali fatti sulle prime pagine dei quotidiani. Allora partiamo dalla prima di Repubblica di oggi. Vediamo in primo piano tensione NATO-Russia sull'attacco preventivo. L'ammiraglio Cavo Dragone che fa discutere per le sue parole, cioè valutiamo risposta più aggressiva a guerra ibrida. Mosca replica dichiarazioni irresponsabili e poi Macron e Zelensky che sentono i leader europei. Ancora vediamo le altre notizie scritte Propal. Incappucciati vandalizzano la sinagoga a Roma, imbrattata la targa per Takei, il bambino assassinato nel 1982 dal terrorismo palestinese. E poi la foto dedicata a Nicola Pietrangeli che si spegne all'età di 92 anni. Pietrangeli, ultimo game, così creò il tennis azzurro. Sempre sulla prima pagina vediamo nel taglio basso, Bologna no ai corsi militari, il caso che scoppia all'Università di Bologna con Meloni che si schiera contro l'università. E poi oggi c'è un'intervista a Casalino, portavoce del Movimento 5 Stelle. Nel Movimento 5 Stelle non c'era più spazio per uno come me, spiega oggi a Repubblica i motivi del suo addio al movimento fondato appunto da Beppe Grillo e Casaleggio. Andiamo a vedere il Corriere della Sera. NATO-Russia, tensione alle stelle, Cavo Dragone. L'alleanza sta valutando di essere più aggressiva, poi c'è la frenata su queste parole. Il Cremlino intanto dice attacchi preventivi, rischi di escalation. E poi Zelensky a Parigi, contatti tra i leader, la premier, convergenza con gli Stati Uniti. Mosca, presa Pokrovsk. Il caso Pifferi, di Alessia Pifferi, la donna che ha fatto morire la bambina, la sua figlioletta di stenti. La piccola aveva soltanto 18 mesi, l'ha abbandonata per quasi una settimana da sola. E la piccola è stata trovata appunto senza vita nel luglio del 2022. La donna è stata condannata in primo grado all'ergastolo, poi in appello la pena è stata ridotta a 24 anni e adesso sono state assolte la legale e le psicologhe perché non hanno truccato i test sulla sua salute mentale. E poi l'addio a Nicola Pietrangeli, la leggenda del tennis, aveva 92 anni, i due slam, la vita, gli amori. Il ricordo di Panatta, Nicola, ci sei stato per tutta la vita, e poi il suo miracolo in Cile nel 76, quando era capitano della squadra che vinse la Coppa Davis. Sempre sulla prima pagina del Corriere vediamo intanto l'appello di Draghi: all'Unione Europea serve più intelligenza artificiale, queste le parole dell'ex premier che è intervenuto al Politecnico di Milano. E poi €1 l'ora, la beffa dei caregiver, gli aiuti dello Stato appunto si riducono a €1,11 l'ora. Ancora la Stampa, vediamo Pianinato, scontro con Mosca, l'ammiraglio Cavo Dragone, cyber azioni preventive, il Cremlino, irresponsabili, volete l'escalation. E poi Pietrangeli, l'ultima volée, lo vediamo appunto qui quando giovane giocava, era un campione appunto del tennis italiano, addio al tennista, aveva 92 anni, primo italiano a vincere uno slam e la Davis in Cile da capitano, il campione della Dolce Vita. Vediamo ancora sulla prima pagina della Stampa la scalata di MPS e i veri compiti della politica sulle banche. E poi le parole di Conte, il retroscena, Conte, Schlein corre troppo, questo per quanto riguarda la politica italiana. Già la vicenda di Atreio aveva scavato un solco appunto tra Giuseppe Conte e Elly Schlein. Se al Nazareno l'hanno vissuta
come uno sgarbo per la serie ha giocato di sponda con Giorgia Meloni, lui l'ha vissuta come uno sgarbo al cubo. Il ragionamento, io lì ci sono andato sin da quando ero premier, peraltro dopo che mi avevano fatto una manifestazione sotto Palazzo Chigi, andai anche lo scorso anno in riferimento all'invito appunto ad Atreju, la convention organizzata da Fratelli d'Italia. Vediamo avvenire la pace sempre, le parole di Papa Leone XIV che rientra da un viaggio prima in Turchia, poi in Libano, dove è stato accolto da un bagno di folla. Questo pomeriggio appunto il rientro a Roma. Avete il dono del tempo, usatelo per sognare e costruire, l'esortazione del Papa ai giovani. A Beirut l'incontro interreligioso tra cristiani e musulmani, basta con paure e pregiudizi. E poi vediamo questa foto dedicata ad uno storico marchio della Made in Italy per quanto riguarda la lingerie, cioè la Perla, che ritorna a splendere, rientro al lavoro per tutte le addette appunto dello storico marchio della lingerie di lusso appunto italiana. Il resto del Carlino, vediamo, la NATO avvisa il Cremlino sia ad attacchi preventivi. Queste le parole dell'ammiraglio Cavo Dragone dell'Alleanza Atlantica. Valutiamo anche risposte ibride aggressive, l'ira di Mosca e responsabili. Intanto oggi Witkoff incontra Putin. Zelensky, non ricompensare i russi. Nel taglio basso vediamo la scalata anche qui di MPS a Mediobanca, nessuna indagine sul ruolo del MEF, Piazzetta Cuccia vara la nuova era, l'inchiesta di Milano e lo scontro politico. E poi per la cronaca, lista degli stupri nel liceo a Roma, sospetti su un 14enne, spunta la pista politica. La preside dell'istituto intanto ascoltata in questura. Anche qui vediamo il caso di Alessia Pifferi, la morte della piccola Diana, test regolari, Pifferi non fu manipolata, assolti l'avvocata e gli psicologi, accusate di voler ottenere il vizio parziale in primo grado. Vediamo il Giornale. Psicodramma a sinistra, la Albanese, Francesca Albanese spacca i sindaci PD e spunta la taglia sull'ebreo. Bologna insiste, Firenze si sfila, la cittadinanza alla Propal fa litigare i Dem. E poi tariffario shock in rete, allerta anche in Italia. L'innamoramento, leggiamo, della sinistra per la relatrice ONU Francesca Albanese in crisi. L'incidente e la reazione all'assalto dei gruppi Propal, ricordiamo alla Stampa. E intanto il Jerusalem Post denuncia online c'è un tariffario della morte contro studiosi israeliani ed ebrei di tutto il mondo, $100.000 per ogni omicidio. E ancora vediamo Landini, mister 8 miliardi che paralizza il paese. Quanto ci costano i suoi scioperi? Oggi in prima pagina appunto sul giornale. Il manifesto, intelligenza criminale, vengono impiegati per dare la caccia ai migranti negli Stati Uniti, acquisire bersagli in scenari di guerra e sono alla base dei progetti post-bellici di Israele e Casabianca per la Palestina. I sistemi di sorveglianza forniti dalla società Palantir usano l'intelligenza artificiale in chiave tecno-totalitaria e non conoscono i confini. E ancora vediamo l'Ucraina, il problema sono i territori da cedere, negoziati difficili da Miami a Parigi, Zelensky, chiudere la guerra in modo degno. Il Sole 24 Ore, vediamo la transizione 5.0 diventa più facile, nella legge di bilancio basterà l'autocertificazione degli obiettivi di risparmio energetico, irrisolto invece il nodo risorse, mancano all'appello almeno 800 milioni. E poi sempre sulla prossima manovra, banche stop all'aumento, IRAP fino al 2,5%, risorse da anticipi di liquidità. Caldaia gas.
L'Unione Europea fa marcia indietro e cancella lo stop. La Commissione allenta i limiti previsti dal regolamento ecodesign, destinato a saltare il divieto di vendita delle caldaie a gas che inizialmente era previsto al 2029. E poi c'è un'analisi, la grande svolta green dell'Europa che perde pezzi e l'industria comincia a tirare fiato. Il Fatto Quotidiano, vediamo una bomba sui negoziati, la foto con Cavo Dragone. Attacchiamo per primi, ha detto l'ammiraglionato, che ha fatto infuriare pure il governo. Intanto Witkoff, dicevamo, va da Putin, destre imbarazzate. Zelensky, progressi al tavolo, Pokrovsk è caduta, gli Stati Uniti, avanzate russe da record a novembre. E anche qui l'ammiraglio gioca alla guerra, vediamo Libero. Cavo Dragone della NATO avvisa Putin, stiamo pensando a un cyberattacco preventivo, scoppia il caos, il Cremlino vogliono l'escalation, la Lega inutile, benzina sul fuoco. La Verità di oggi, vediamo questa notizia che riguarda le auto elettriche, l'automotive, gli incentivi alle elettriche hanno fatto ricchi i cinesi. A novembre più 131% di vendite per le auto a batteria, con il boom di marchi asiatici. Merz, dopo il 2035 anche ibride e biocarburanti. La Nazione di oggi, vediamo in alto la cronaca a Firenze, femminicidio, suicidio in via Orsini, ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita, l'uomo era in cura da tempo. E ancora il Secolo XIX, invece, con la cronaca di Genova, vogliamo l'acciaio per lavorare, gli operai ex Ilva bloccano appunto Genova. Dopo la riduzione dei trasferimenti da Taranto a Cornigliano mancherebbero 200.000 tonnellate di materiali. Il sostegno di Salis, del sindaco di Genova Ilaria Salis, e Bucci, il governatore appunto ligure. Le tute blu contro il piano del governo: se chiudete la fabbrica dovrete sfollarci con le ruspe. E poi sempre la Salis, riforma della sanità, non mi piace ma parliamone, un'intervista appunto con il sindaco di Genova sul piano per la sanità della regione Liguria. Nella taglio basso, a proposito della morte di Nicola Pietrangeli, c'è il ricordo di Licia Colò, una delle donne con cui appunto Pietrangeli ebbe una lunga relazione. Addio Pietrangeli, eri un guascone coraggioso, appunto morto a 92 anni. Ci fermiamo, facciamo una pausa, ritorniamo tra poco invece con i fatti regionali e con le ultime notizie dal nostro sito siciliaweb.it. Bentrovati, seconda parte della nostra rassegna stampa, e adesso riprendiamo con i fatti della nostra regione. Ripartiamo dal nostro sito siciliaweb.it, vediamo le ultime notizie. Intanto in apertura leggiamo: arrestata Grazia Santapaola, cugina del boss Nitto. La donna avrebbe avuto un ruolo attivo nel clan, gestendo affari e intervenendo nei conflitti interni a Cosa Nostra catanese. E poi sequestro lampo del 17enne a Vittoria, ci sono 3 arresti. Ancora leggiamo: cocaina per 100.000 euro nella cassaforte, arrestato. E infine dimesso dall'ospedale, muore dopo 7 giorni, aperta un'inchiesta.
a Palermo. L'uomo era stato vittima di un incidente stradale, si trovava a bordo della sua moto, è stato dimesso appunto dall'ospedale, ma poi è morto, quindi adesso si cerca di capire se ci sono responsabilità appunto per questa morte anche in ambito sanitario. Intanto continuiamo con la lettura dei quotidiani di oggi, ripartiamo da Repubblica Palermo. Oggi giornata cruciale per quanto riguarda la politica siciliana. Oggi in aula si discuterà e si voterà la mozione di sfiducia proposta dalle opposizioni al governatore Schifani. Repubblica Palermo titola "La sfida della poltrona". Oggi all'Ars il voto sulla sfiducia. Alla prova il centrodestra investito dalle inchieste, poi nuovo arresto per Sciacchitano, il GIP di Palermo, in sanità la corruzione è sistemica. Altre notizie, vediamo fondi al Trapani, la Corte dei Conti apre un'indagine e poi dai circoli ai bar. La rivoluzione di Mondello, dopo la revoca alla società della concessione alla società italo-belga, come cambierà appunto il litorale palermitano. E sempre a Palermo il patto dello Zen per una città cucita sui giovani. Nel taglio basso, teste di coccodrillo e coca peruviana, il tesoro che viene scoperto durante i controlli alla dogana. E poi Lampedusa, l'isola disconnessa che per navigare si affida a Musk. Queste le principali notizie in prima pagina, ma intanto andiamo a vedere l'apertura. La corruzione in sanità fa tremare la regione. E il GIP dice è un sistema, nuovo ordine di arresto intanto per il commercialista Sciacchitano, ritenuto il gran regista degli appalti truccati al civico e alla Villa Sofia. Chi sono i protagonisti di questa inchiesta? Ricordiamo Salvatore Cuffaro, ex governatore ed ex segretario nazionale della DC Nuova, Roberto Colletti, ex direttore generale degli ospedali riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo, e Alessandro Caltagirone, ex direttore generale dell'ASP di Siracusa. Questi alcuni dei nomi eccellenti di questa inchiesta che vede in tutto 18 indagati. Ecco l'ultima grana dopo l'inchiesta su Cuffaro e le gare finite nel mirino dell'anticorruzione, ma dicevamo ancora una volta tutto ruota attorno ad Antonino Sciacchitano, commercialista ed ex presidente dell'OIV della regione siciliana. La sanità è uno dei temi che dei famosi 14 punti della 15 punti, scusate, della mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni. Proprio queste inchieste, proprio questi scandali sono stati anche uno dei motivi per chiedere le dimissioni di Schifani, e quindi vediamo Ars e il giorno della sfiducia. Schifani alla prova dei numeri. Oggi a Sala d'Ercole l'atto d'accusa dell'opposizione in 15 punti. Il presidente parte da 44 voti su 70. Diciamo che i numeri per ottenere la sfiducia di Schifani non ci sono. E poi vediamo sempre su Repubblica Palermo, abbiamo visto in prima pagina, via l'indagine sui fondi al Trapani Calcio. C'è un fascicolo della Corte dei Conti sul contributo da 300.000 euro per la società di cui è consulente il figlio del governatore. Sempre Schifani appunto anche qui entra in qualche modo in questa inchiesta. Andiamo a vedere invece le altre notizie. Dal costo dei lettini ai bar, la rivoluzione che attende Mondello, gli effetti del piano demaniale marittimo, il timore sull'aumento dei prezzi dei lidi e il no profit dei club nautici. Ancora vediamo un'altra notizia, questa è abbastanza curiosa, cioè cosa viene rinvenuto a volte durante i controlli alla dogana. Ci sono delle scoperte
veramente incredibili, per esempio la testa di un coccodrillo, questa è l'ultima scoperta, ma anche lumache, quei souvenir illegali che vengono sequestrati a Punta Raisi. Alla dogana dell'aeroporto si prova a fare passare di tutto, dalle foglie di coca peruviana alle tartarughe rarissime. E poi blackout del web, Lampedusa che si affida a Musk da giovedì scorso, disagi nelle Pelagie, nei collegamenti online, e c'è chi sperimenta il servizio satellitare appunto di Starlink di Musk. La prima pagina della Sicilia. Intanto acqua pazza, vediamo Agrigento, il paradosso di Agrigento che fa i conti con la crisi idrica ma anche con gli sprechi idrici, e qui vediamo appunto l'acqua che si perde per le strade della provincia. E poi la regione, Schifani non teme la sfiducia. All'Ars oggi numeri blindati, idea di Fratelli d'Italia, ispettore in Sicilia. Oggi c'è un'intervista ad Assenza, esito scontato, la mozione non passerà, ma c'è anche ci sono anche le parole di Ismaele Lavardera di Controcorrente, tentazioni anche nel centro-destra. Vedremo tra poco, intanto diamo uno sguardo anche alle altre notizie. Global Flottiglia si prepara al bis, sarà un'azione più imponente, l'annuncio a Catania. E ancora CAS indebitato fino al collo, ma le consulenze sono a peso d'oro. Il consorzio Autostrade Siciliane pignorato ha speso nel 2025 €1 milione in consulenze legali. A Stromboli un caprone incorna un uomo che viene soccorso ancora una volta in motoape. L'ambulanza non si può usare, manca il personale. E poi c'è una classifica che sta facendo tanto discutere sulla qualità della vita. La Sicilia è a bassa qualità per amministrazioni, bambini e imprese. Vediamo all'interno la sfiducia, il giorno della sfiducia Schifani, esito scontato ma numeri da pesare. Oggi all'Ars appunto la mozione delle opposizioni contro il governatore, la maggioranza fa scudo con la DC che si allinea. Rebus De Luca, la voto ma il futuro dipende dal tipo di interventi. E poi Schifani, la vita di un presidente non è semplice. Oggi c'è anche questo retroscena che viene pubblicato appunto sul quotidiano La Sicilia, idea Forza Italia, un ispettore appunto in Sicilia. Devo pensarci su. Quando lo scorso fine settimana Antonio Tajani si è convinto di affrontare il caso Sicilia, a qualcuno dei suoi interlocutori è venuta in testa una soluzione di compromesso, che non è proprio un commissariamento del partito nell'isola, ma l'invio di una figura super partes che possa ascoltare tutte le anime siciliane. Poi vediamo sempre sulla stessa pagina i commenti, i due fronti allo specchio su questo voto di oggi per la sfiducia del Presidente della Regione Siciliana. Lavardera di Controcorrente, conto sulla maggioranza che non vuole un despota, creare un'alternativa vera a questo governo di inetti e indagati. Queste le sue parole. E poi invece Assenza di Fratelli d'Italia, non ci saranno sorprese, vediamo che fa De Luca, la mozione avrà solo i voti dei proponenti, centrodestra compatto. Dicevamo la classifica del Sole 24 Ore che scuote il Sud Italia, soprattutto la Sicilia che non ha numeri incoraggianti. Bimbi, imprese, enti locali, una Sicilia a bassa qualità. Province dell'isola in coda alla classifica in 8 parametri, Siracusa penultima in tutta Italia e a Catania invece le amministrazioni peggiori. Questo è quello che emerge appunto da questa fotografia che fa il Sole 24 Ore. Vediamo la prima pagina di Catania. Con i fondi del decreto Caivano il comune compra l'ex conceria, pagato il notaio, ora è solo questione di giorni ma l'immobile trabocca di rifiuti. E poi sempre a Catania diminuiscono le infezioni da HIV, ma più malati di AIDS. Questo è un dato abbastanza allarmante per quanto riguarda appunto una malattia
molto temuta e che a quanto pare è ancora molto diffusa. Palazzo degli Elefanti, new look che guarda al passato. Questo è il nuovo volto appunto del municipio. Ieri mattina ha svelato il prospetto. Vediamo anche la prima pagina di Palermo. A proposito di questa fotografia delle varie province italiane, ecco Palermo che non brilla per qualità della vita, ma soprattutto per la raccolta differenziata. Dai rifiuti al lavoro ci risiamo, Palermo in fondo alla classifica. La provincia guadagna 3 posizioni ma resta al 97esimo su 107. 97esimo posto. Vediamo la prima pagina della Gazzetta del Sud. Schifani verso il no alla sfiducia, l'opposizione non ha i numeri, e poi anche qui qualità della vita, Messina che resta al palo e conferma invece il 91esimo posto. Andiamo a vedere anche qualche approfondimento, vediamo questo. Si torna a parlare dei reperti archeologici rubati, una filiera criminale. L'inchiesta della Procura di Catania ha interrogati i 55 indagati, ora il GIP deciderà le misure cautelari. Il dossier del nucleo tutela patrimonio culturale dei carabinieri che ha fatto emergere appunto questo traffico di beni archeologici che tra l'altro finiscono nelle case d'asta. Sono almeno 6 le case d'asta coinvolte e oltre 20 le aree sulle quali si sono concentrati i cosiddetti tombaroli, tra le quali Augusta, Lentini, Mineo e Segesta. Noi ci fermiamo, grazie per averci seguito. Naturalmente la rassegna stampa ritorna domani mattina. A tutti voi una buona giornata.